Regolamento edilizio unico. I comuni dovranno adottare con delibera di consiglio il testo varato dalla Regione con il decreto 531-2022, eventuali integrazioni entro il prossimo 30 settembre. La rete delle professioni tecniche di cui fanno parte gli architetti, i dottori agronomi, i dottori forestali, geologi, geometri, ingegneri e periti agrari ha redatto e inviato ai comuni della provincia di Agrigento un documento per supportare le stesse amministrazioni locali nell'adozione del regolamento con una serie di integrazioni utili a sgomberare il campo da quei dubbi e da quelle incertezze che finiscono sempre più spesso per alimentare contenziosi che imbrigliano inevitabilmente il settore dell'edilizia, che per attribuire notevoli responsabilità ai liberi professionisti, specialmente quando i titoli abilitativi vengono acquisiti sulla base di asseverazioni. Il documento sottoscritto dai vari rappresentanti degli ordini e dei collegi delle professioni tecniche è stato redatto anche il contributo di un gruppo di lavoro composto da vari esponenti e professionisti come Avenia, Barbera, Bivona, Cellura, Cimino, Curto, Jennifer Danna, Luigi Di Marco e altri. Gli ordini e i collegi della rete delle professioni tecniche rimangono quindi a disposizione degli uffici tecnici comunali della provincia di Agrigento per eventuali altri chiarimenti.